Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. E dai Prussi 86. Incredibile ragazzi, dopo 106 anni vado di collaborazione con un uomo curioso, il dottor Prussia ragazzi, un uomo che ha scelto la patata come unica sua ragione di vita. Sì, esatto, con pochi risultati però effettivamente. Ma non è vero, non è vero. Allora, siamo qua per una carriera in COP, in cooperativa con la Ferrari, perché vogliamo riportare la Ferrari a grandi livelli. E siamo qua a Monaco per parlare non so di cosa, perché non sento l'audio della signora, purtroppo. Parlando E... contratti a quanto Ah, pare. perfetto. Io sono il proprietario, il capitano, diciamo, quindi Prussia è le mie dipendenze, nel senso, decido io lo sviluppo della macchina, caro Prussia, mi dispiace. Sono fottuto praticamente. Sì, infatti. Attenzione, allora, l'obiettivo. Vengano subito stabiliti così gli obiettivi. Aspetta un attimo. Tra l'altro numerose scuderie vogliono far firmare utente predefinito, così. Probabilmente non so se sei te, ma non hai neanche un nome e un cognome, caro Fiume. Benissimo, godo. Allora, obiettivo consigliato, mettiamo ok. Sì, infatti ci hanno appena informato che utente predefinita in trattativa. Che Quindi io bello. praticamente non conto un cazzo. No, ma adesso non ti preoccupare. Tanto saluto anche. Niente. Ora sto video lo carichiamo sul mio canale e sul canale di Prussia del prossimo, poi uno sul mio, uno sul tuo. Sì, Diciamo, esatto. sì. Ci E quindi, alterniamo con la sì, pubblicazione. quindi saluto anche il pubblico di Prussia 86 che mi ha appena. Ovviamente Dimmi. ricambio. Sì, no, ma Ovviamente ricambio. no, ma tu poi come si dice, mi hai appena confidato che il tuo pubblico sono tutti come te, quindi tutti patata everywhere, quindi vabbè, cioè, sono tutti. E quindi saluto insomma l'utenza prussiana. Tutti fan della patata. Eh, Adesso chiaramente prove libere e qualifiche non le registriamo, partiamo con la gara perché c'è due palle, cioè andare a Sì, no, poi registrare. abbiamo ovviamente i nostri segreti aziendali da coprire, non possiamo Sì. far vedere le strategie, scusa, eh. Comunque non c'è una bella notizia, ma stai trattando tu adesso Prussia? Ma Sì. no, avanza, so così. Eh Il sì, gruppo perché. avanza. Si sono ricordati che forse conto qualcosa di più di quel bot che era Ok, Zoe. ok, qua vediamo gli avversari, cioè vediamo come si dice sì, chiaramente gli altri piloti. Tieni Eh, premuto per aggiornare. sì, sì, andiamo dai. Va bene, ok, sono amico te, mi Questa è la fido. casa Oh, di ma dai, Prussia. casa. Casa tua Sì. questa, casa di No, a Prussia. casa mia è quell'alberello che si era visto prima, c'è un buco scavato, io vivo lì. Ok, va bene. Ragazzi, chiaramente sì, giochiamo con diciamo, danni in simulazione, safety car, bandiere rosse, tutto quanto. Siamo a 65 di difficoltà perché vogliamo andare tranquilli, insomma, non ci dobbiamo stressare troppo, no, Prussia, perché sennò due maroni, Ma cioè più che altro diventa. io avevo già pensato di puntarti subito alla prima Ah, curva e buttarti perfetto. fuori, invece Allora, non è intanto andata qua sto tanto. sistemando un po' completa il weekend. Tu non so, scusa, dove sei tu adesso? Io sto guardando un tizio si sta tenendo la bazza in questo momento e c'è la signora che parla. Ah, Elena. perfetto, perfetto, sì. Mi raccomando, fa il bravo. Sì, no, sto giusto appunto valutando un po' quello che bisogna fare e non fare perché effettivamente non so niente, visto che io Ora. l'ultimo gioco di Formula 1 che ho toccato è stato Nigel Mansell per Super Nintendo. Mamma, ok, sono fiducioso. Allora, Sì. Prussia, il nostro problema è il telaio. Il punto debole in questo momento è il telaio, quindi cominciamo con lo sviluppo del telaio. Va bene. No, Sì, perché se non va bene non ho voce in capitolo, quindi. perfetto, godo. No, ma parliamo poi, ma dopo tu, come si dice in gara, in game, se noti delle criticità me lo dici e cerchiamo di sviluppare le parti anche per te, insomma, Prussia, quindi non preoccuparti. Però non Sai possiamo. cosa stavo notando? Che Non, posso non posso. effettivamente selezionare gli specialisti e questa roba qua. Però non so se Allora, posso effettivamente fare qualcosa. no, 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 questo penso di sì. Io ho questo obiettivo fissato, avevo solo completa il weekend di gara, quindi prova, prova. No, no, mi fa solo visualizzare. Noi siamo senza soldi, quindi non possiamo sviluppare un cacchio in realtà. Beh, rispecchia la mia situazione reale. Ok, no. No. Allora, adesso qua andiamo avanti col calendario. Però sono sempre in attesa di Prussia, quindi devi andare avanti anche tu, Prussia, eh? Sono su panoramica e... Ok, casera di posta non ce ne frega un cazzo, avanza. Toh, perfetto. Sì, così adesso stiamo cercando anche di capire. Facciamo la gara di 50%, quindi a metà gara, praticamente sono 45 minuti circa appunto, di gara, però sì, stiamo un attimo provando alcune cose perché non, ripeto, la mia ultima collaborazione l'ho fatta nel 1999. Ma Ok, poi la andiamola. cosa, la cosa triste è che per avviare questa lobby è stato un parto. Sì, ci hanno messo 2 anni e io sto dando la presentazione della griglia e quindi. Perfetto, Ok. perfetto, siamo in due. Ora vediamo Prussia.
Sono curioso di Vediamo che vedere domanda è. Obiettivo stagionale è almeno per il primo anno in Ferrari, lottare per il mondiale, perché siamo la quarta forza, quindi sì, diciamo che non siamo sicuramente favoriti, però Ci si prova, dai. sì, sì. Cerchiamo di tenere alti i nostri colori. Ecco, una cosa importante, se uno dei due si ritira, l'altro, insomma, la gara continua e l'altro magari fa la telecronaca, cazzeggia un po'. Ecco, se ci ritiriamo entrambi, invece andiamo alla gara successiva, ovviamente. Insomma, donne che fumano, sì, sì. Ecco, se vediamo Prussia, voglio vedere la faccia di Prussia, vedere il volto prussiano, vediamo. Lascia perdere, ho scelto un avatar che è veramente orribile. Vediamo. Comunque, c'è diciamo un primo filmatino, ovviamente. Eccolo qua. Eccoci, Sembra sembra un ragioniere, un sì, ragioniere una sorta Ugo. tra un ninja e un ragioniere, se si vuole. Va bene, dai. Ci Comunque hanno fatto dopo. vedere solo di spalle, però. Sì, sì, no, Siamo no, quasi... io ho visto la tua faccia, l'ho vista No, la tua ecco, faccia, no, io l'ho ecco. vista, l'ho Sì, vista. forse si vede due cose diverse, Sì, probabilmente. E non comunque vedo i nostri piloti. dopo è chiaro, cioè, l'obiettivo è vincere un mondiale con la Ferrari, dopo magari qualcuno può anche andare via, non so, magari sbattiamo Prussia alla Williams, così lo mandiamo proprio nella scuderia più scarsa, siamo tranquilli. Perché per forza i più forti devono competere con le macchine più scarse, ovvio. È grande, no, vabbè. Comunque, adesso qua parlo anche sul mio canale, che assolutamente, ecco, consiglio il canale di Plus 76. È un canale veramente figo perché porta di tutto con una professionalità, dei tecnicismi incredibili, registra solo a 4000 x 3000 di risoluzione con un audio in Dolby Pro Logic Sì, 77. che ci sono io che praticamente che faccio l'audio del gioco alle volte. Sì. Ok, allora Allora, tieni premuto per avanziamo. aggiornare. Ok, avanziamo. Non possiamo fare un cazzo. Si fa quello che si può comunque, dai, come. Più che altro divertirsi, quello è il signo Beh, delle nostre partite. assolutamente, assolutamente. Allora, ok, aspetta un attimo, però posso fare un aggiornamento, forse vediamo, soldini ci sono adesso, telaio. Ok, aggiorniamo, no, è già in fase di sviluppo? Io sono a vai a Ok, weekend di gara, ho già messo la conferma. ok, Ad Albert perfetto. Park, come Ok, dovrebbe essere. ok, vai weekend di gara all'Albert Park di Melbourne, ragazzi, ci becchiamo per la Ci becchiamo gara. lì. Ciao! Boh, ragazzi, eccoci qua. E niente, fioi. Prussia, Sì, quarti vai. e sesti. Quarti e sesti, mi ha dato qualche decimo durante le qualifiche. Sì, però abbiamo una macchina da quarto, quinto posto. Sì, Scorbutica e fastidiosa, secondo me. c'è da lavorarci un po', diciamo, sia sul telaio che sulle gomme, però dai, insomma. Sì, sì. Ricordiamo che il prossimo video è solo sul mio canale e dopo su quello di Prussia, sempre E dopo sul alternati. mio, sì, 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 Ecco. facciamo appunto alternati. Norris Quindi, pole position sotto vediamo un po' l'1,20. come sono arrivati gli altri, perché non ho visto tutta la griglia. Ma è perché sono io il proprietario. Prego, ci introduca. Piastri è veneziano quarto, Russell e il buon Prussia, Sainz e Antonelli, poi via via tutti gli altri. Noi dopo la quinta posizione se ne sbattiamo il cazzo degli altri. Noi non siamo democratici. Allora, qua Ti sei abbiamo. chiamato il ragazzo d'oro? No, questo sono io. Ma devi giocare col migliorino alzato sul pad allora, eh? No, io, vabbè, vabbè, lasciamo perdere. In un altro video racconterò un po' dove. Il ragazzo d'oro. C'è chi Dai, manca di comunque, condizione? previsioni, obiettivo? Almeno finire tutti e due in top 5? Sì, almeno finire la prima curva. Ecco, bene, sono tranquillo comunque, sono tranquillo. Io ti vedo lì davanti a me, guarda, c'ho una voglia di Allora, spiegarti, tu non hai idea. strategia gara, io vado una sosta, vado di classico, a Melbourne si va di solito, si comincia ovviamente con le medie per poi chiudere con le hard, chiaramente salvo safety car. No, hai fatto una Abbiamo, tattica un po' conservatoria, diciamo. ma quella è un po' classica a Melbourne, metto 31,6 giri, per il serbatoio. Sì, sì, c'hai ancora 3 secondi per decidere. Porca puttana, è vero, ok, scusate. Ragazzi, Ma si si fa di parte. solito, non c'è neanche il giro di No, ricognizione? Ma che sei impazzato? e si parte, ragazzi. Forza, Inizia la vai! stagione con il dottor Prussia, un uomo che ha scelto la patata. Vai! Forza Kume, dai, vedo che tu sei già subito andato dritto. La troia. Lo sai che a me mi stanno portando via? Mi Ecco. hanno danneggiato la macchina in una maniera incredibile, ma ho No. preso la terza posizione. Caro proprietario, preparati a tirare fuori un po' di soldi perché ci saranno danni ingenti dopo questo sorpasso.
Hai La ragione, cosa, Andrea. la cosa Ok. bella è che c'è una demenza artificiale su questo gioco pazzesca, cioè Lo so, ti lo so, portano via, non si fermano, non gliene frega un cazzo. lo so. Mamma mia, Ecco, ho perso molto la mano. mi stanno già richiamando dicendo la carrozzeria ha preso qualche graffio, cerca di non Vabbè, peggiorare vabbè, la non andare. situazione. Ma devi andare in box o no? O puoi tenere? No, no, mi hanno detto di andare ai box. Ah, comunque Lando alle hard, eh. Alle hard Lando. Hai fatto bene a dirmelo, io so solo che sono terzo e Io spero di tenere la secondo. posizione. Sì, ti vedo laggiù. Comunque c'eri tu, che dovevamo superare entrambi Ah, Lando. perfetto. Danni Dobbiamo- critici al sottoscocca. Stai calmo. No, secondo me non serve andare in box. Ma non lo so, me lo diranno loro. Al limite esplode la macchina, dai. Nella serie è stato un piacere. Comunque dovevamo E... cercare di superare la McLaren perché ha le gomme hard, quindi abbiamo un vantaggio di mescola, cazzo. Comunque saluto il Hai pubblico, ragione, Andrea. saluto il pubblico di Prussia. Verstappen nei box, subito problemi per Max. Ok. Sì, ok, questa storia del DRS si è capito, dai, non la fa troppo lunga. Mi sono preso la prima posizione, eh. Bella. Io vi vedo, ma non credo di farcela a mangiarvi in margine, sai? Ragazzi, è chiaro che il livello, se vediamo, non so, se tipo vinciamo tutte le gare, lo possiamo ovviamente aumentare, siamo sempre a 65 perché è il diciamo, livello difficile e sicuramente poi giocare online in due, parlando, Sì, sì, cazzeggiando, sì. sei meno Senza usare concentrato. flashback e questa roba qua, Rewind. Quindi è chiaro. Comunque, stai girando veramente forte, Kume, eh? Sì. Ripeto, Melbourne è una gara favorevole. E devo sfruttare le mie gare perché poi delle gare dove mi ritiro la prima curva io, quindi tipo anche in Arabia Saudita faccio cagare, quindi devo sfruttare queste gare qua, Fiori. Ho capito, ho capito. Su Interlagos ci sarà battaglia dura, te lo dico, eh? Lo so. Ok, perfetto. Quanti giri ci sono in totale? 29 giri. 20... No, 29. Sì, 29. 29. Cazzo, tanta roba. Bene, 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 via. Vediamo di prendere un po' di secondi alla macchina che ci Comunque il tuo precede. primo video è sul tuo canale di Mio automobilismo. primo Oh, video di automobilismo e mio primo video come collab. senti, hai scelto il Comendone, ti sei proprio matto ora. Eh beh sì, diciamo che sono stato io scelto dal Comenda, mettiamola così. Sì, è vero, perché mi gasa troppo sto uomo, ragazzi. Cioè, mi gasa Prussia, c'è sto uomo qua, le zavorrine di Prussia, ste robe qua, cioè, mi Ci siamo gasa, mi gasa. conosciuti su PS6 con un tuo video dove dicevi che stavo portando a punto questo contenuto quando avevo pochi fan, diciamo ancora, pochi follower. Non so Sì. ora ne abbi tanti effettivamente, però. Mi ricordo che tu cominciasti, la Master cos'era? Anche te a PS6 in quel caso? No, sì, però quello rimasterizzato dal 2021. Ok, e mi ricordo tu facesti questo commento e all'epoca dissi è incredibile che qualcuno stia parlando di me. Ma assolutamente, meriti molti più iscritti, veramente, per la professionalità, per le capacità di editing. E piano piano ci si arriva. Lo so, lo so. Hai tutto Del veramente resto, hai tutto del per resto, sfondare nel mondo del porno, Bruce, quindi- sì, lo so, tranne la minchia che a quanto pare rientro tra i normi dotati, ma insomma, dai. Ragazzi, Allora, stiamo abbiamo... girando bene. Vai, Prussia, vai, raccontaci la tua vita, vai. No, no, meglio di no perché sennò diventa una valle di lacrime. Mamma mia. Insomma, no, comunque che ti stavo dicendo, quando ho fatto il canale l'avevo fatto appunto per crearmi questa sorta di, come posso dire, sorta di legacy, ok? Detto, volevo vedermi Sentilo, parole forti per di Prussia. Sì, 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 esatto, esatto, volevo farmi una cosa per dire fra 10 anni mi riguardo e dico guarda sto mongolo come era 10 anni fa. Avevo un'idea di questo tipo qui. Ci Poi sta. piano piano il canale ha cominciato a crescere, non me l'aspettavo neanche io e niente, alla fine insomma è diventato quello che è diventato, dai. Per ora divertimento, ma si spera di trasformarlo in qualcosa di più col tempo, senza fretta, senza presunzione, però. Certo. Mm. Invece te mi dovresti raccontare qualcosa di più di te. Cosa vuoi sapere, a parte le cose No, erotiche? come sei partito, diciamo, l'idea del canale e quant'altro. La mia storia parte da lontano. Non vedo dove
dove c'era I Tate miti e Prescott le cantante, leggende, dove c'è Hercules Xina. più Eh, o meno. no, io ho cominciato nel 2011. Ok. Nel 2011 con Saburo, il Piada, forse non so se qualcuno magari dei tuoi iscritti magari conosce sta gente, ma abbiamo sta community qua, siamo partiti con Shogun Total War, con Ok. Amnesia, e siamo partiti così, dopo pian pianino siamo cresciuti tutti e basta. Diciamo che poi io, anche per pigrizia, ho perso un po' il treno, diciamo, ecco, sicuramente ero ancora nel momento della community di YouTube Italia molto, diciamo, in crescita. E invece diciamo, portavo sempre video di nicchia particolari, cioè sono partito con Fly Simulator dopo, è stato quello il simulatore di volo che mi ha dato il boom di iscritti. Ho capito. Ma poi tra l'altro fai Attenzione, anche un video ritiro. da collezionista e queste robe qui, insomma, quindi non solo gameplay, ma Sì, negli anche ultimi 2 o 3 spaccate di anni, vita proprio. sì, 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 ho portato io allo stadio con i Ray-Ban Meta a vedere il Venezia, tutte le mie collezioni che purtroppo per fortuna dipende dai punti di vista sono tante. Sì, sì, così, così. Ah, comunque c'ho una bagarre con Russell, Boh, che devo dire mi oh, sta insidiando in una maniera incredibile, cioè c'ha proprio voglia di passarmi. no, io ragazzi sono primo, però solo 1 secondo e 7 ho una mescola migliore, quindi il primo posto sarà difficilissimo perché sinceramente non ho il passo a parità di mescola per stare con, cioè nessuna parità, le palle perché dopo lui ha le medie e io le hard, quindi il primo posto è quasi impossibile, No, io c'ho questo qui che mi sta montando in capo proprio come macchina. però devo cercare di almeno al podio, tutti e due possiamo arrivare secondi e terzi, ce la possiamo fare, eh? Secondo me il ritmo c'è. È difficile reggere. Guarda, Russell mi sta veramente mettendo Ok, in vabbè. crisi. Ho un livello della Yellow, batteria attenzione, bassissimo. yellow flag. No, mi ha buttato fuori. Mi ha buttato fuori. Eh, Ma ti sei ritirato? no, no, mi sono ritirato, ma mi ha praticamente speronato e mi ha fatto schiantare contro il muro. Ma porca, guarda, te lo devo finire di dirti, piuttosto bandiera rossa, che culo, è andata bene Prussia. Quindi, che succede Quindi adesso? c'è una nuova partenza. Ah, perfetto. Prussia, No, è ma è una già. cosa imbarazzante perché non l'ho chiuso, mi stavo lasciando andare da sue parti, eh. Se Prussia sta già combinato, dai. Io non lo so. No, ma non ho combinato nulla e c'è un registrato che lo dimostra, è quello il Ok. bella. Cioè, Allora lui mi stava adesso. sorpassando all'esterno, io ho fatto la mia traiettoria e mi ha speronato totalmente. Bah, vabbè. È un rischio, no, le rosse non posso portarle, no, no. Devo continuare con le medium così. Ribadisco che l'intelligenza artificiale di questo gioco è Ecco, un veramente consiglio piuttosto, imbarazzante. lascialo passare piuttosto. Se Ma sei guarda lì. che non ho fatto ostruzione, veramente. Ok, no, immagino, immagino. Vabbè, comunque andiamo. Cioè, l'ho chiuso nel giro prima quando si era sul drittone, ma qui lo stavo lasciando andare anche perché aveva allungato parecchio la traiettoria. Comunque partire la prima gara già con una bandiera rossa è incredibile. Non c'è male, oh. Ma perlomeno non è venuta per causa mia, penso. No, non credo, non lo so. Ci Comunque dovrebbe essere... si è ritirato anche a Jark, ho visto il motore in fiamme. Ma sono dell'altra partenza, però questo non ci voleva per me che ero in prima posizione, cazzo. Senti che ti devo dire, oh. Vai. Da che posizione parti però? Sesto? Cazzo. Ma vai, comunque me li rimangio questi. Ho ripreso la Attenzione palla come Norris, pure. Norris ha cambiato le gomme. Bastardi. Si è fatto ovviamente un. Quindi dopo forse siamo in parità di mescola, però ma vediamo. Solo che non so se riesco a tenerlo adesso, però. Porca puttana. Comunque un ritiro per Ajar. Motore in fiamme. Prussia è già quarto. C'ho Sanz nel mirino. Vediamo se riesco a stargli dietro. Sì, incredibile, la Williams terza è incredibile. Tutto un dire. Comunque volevo dire, adesso qua magari ci sono anche questi risultati, ma ci sono delle gare, ripeto, dove io ho un ritmo lentissimo, quindi
No, 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 no. Questo livello secondo me è perfetto adesso, perché per esempio, ripeto, in Arabia io ho un ritmo da cioccolataio obeso, quindi la vedo abbastanza dura. Vedi, adesso non lo tengo Norris, neanche se vuoi. A parità di mescola, it's impossible. E niente, raga, vogliamo fare questa collaborazione, speriamo di portarla avanti tanto, abbiamo tanti progetti e speriamo, dai. Bisogna capire Sì, sì, Prussia. sì, Il problema è assolutamente. Prussia, il problema è Prussia se vuole fare skate, quindi lavora troppo Prussia. Sì, 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 assolutamente. Voglio far salire un po' il PIL nazionale, sono molto patriottico, se si vuole. Grande, grande Prussia. È aumentato di un secondo a giro, eh? No, devo assolutamente studiarmi qualche cosa. Sono arrivato al culo di Sainz, Madonna di Dio, ma non riesco a prenderlo. Con calma, ma ci sono ancora 20 giri. Sì, ci sono ancora 20 giri con la quale posso speronare questo stronzo. Come ho fatto ora, glielo tiravo la bottarella per dirgli datti una mossa. Hai messo danni realistici, vero? Sì, Perfetto. Non avrò più la lettone al prossimo giro, già lo so. non dirmi così. Il danno non sembra grave, ha detto, dai. Però posso attivare il DRS? DSR, come si chiama? DRS. La sosta è prevista per tra il 17. Oh, non andiamo in box insieme, ovviamente. Come no? È proprio quello il bello. Ah, va bene. Molto vicini vicini, così si perde tempo. Perfetto. Prevedo una carriera importante. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. La sto distruggendo, sta macchina. Il macellaio della Però F1, dai, il chiama. ritmo non è male, non pensavo, dai. Sul drittone Sainz, però, è un assassino. Hai ragione, Andrea. Hai ragione, Andrea. Lo ripigli un po' sulle staccate, lo stronzo. Yellow flag. Riprendi gara. Ok, io ho sempre paura. Fuori anche Albon, già due ritiri ragazzi, una bandiera rossa all'inizio veramente scoppiettante, cazzo. Incredibile, gara piena di emozioni, eh. Sì, stranissimo contando che online a volte c'è una tendenza insomma ad aver meno ritiri di solito. Non è proprio una scienza Invece, esatta, però comunque un buon Melbourne è una gara che amo, c'è poco da fare. purtroppo quella sosta mi è costato un posto. Devo provare a tenere la terza posizione, ma Sainz è andato via. Vabbè, ma la gara è lunga. È che Sainz ha una mescola più dura, quindi teoricamente è strano, cioè, Ma te l'ho molto detto, strano. sono io che non tocco un F1 dai tempi di coso, di Nigel Mansell Sì, praticamente. sì. Poi insomma anche il mio livello di pilota è quel che l'è, si fa i Ma conti sì, ma suoi. ripeto, qua posso anche andare bene perché basta un errore, ciao. Ma ho delle gare dove faccio cagare i morti. No, è vero. Attenzione, bandiera gialla sarà sicuramente Albon, sì, Albon parcheggiato. Meno male che siete che l'esperto delle regole, che io non ci intendo un cazzo. La Formula 1 è una passione che ho da sempre proprio. Arimma Troia lo mangio nelle Comunque staccate e poi ragazzi, lo ripiglio in monte di spazio. il prossimo video ricordo sempre, perché magari non è chiaro, se non è chiara sta cosa, è solo sul mio canale, solo il primo e su tutti e due, poi quello di Prussia, così via, uno a testa. Esatto, esatto, fin tanto che non finisce la serie. E poi ci potrebbero essere anche risvolti importanti con piloti che cambiano scuderia o quant'altro. E beh, è chiaro, chiaro. Tradimenti all'ultimo magari. Però ecco, vedi, adesso che le gomme cominciano. A farsi sentire, eh? Eh sì, e faccio fatica un po' perché comunque la Ferrari è la quarta forza del mondiale. Beh, di certo non abbiamo preso il top. No, no, beh. Sempre meglio comunque di tante altre scuderie, dai, Sì, anche sì, se quello siamo in ovvio, beh, la dominazione Ferrari, beh. mondiale dai tempi di Garibaldi. Nel 2007 purtroppo. Tempo dominavamo ovunque. Ma guarda come mi piglia questo drittone, ragazzi. Ok. A che giro ti fermi te più o meno?
Tra il 17esimo e il 21esimo, però te lo so dire, però a ridosso, perché bisogna capire l'usura gomme. Comunque In- sia, mi sa che non ce la fa a rimontare Sainz. Sarà una lotta molto molto dura, caro Kume. Non ti preoccupare. Mi piacerebbe arrivare tutti e due sul podio, però qui sono andato lungo, ciao, ho perso un monte, ciao, ciao, ciao. Non ci siamo, Pru. Bisogna Che- assolutamente migliorare. Non pensare alle zavorrine, Pru. È quello, stavo pensando alle tette delle donne quando montano un moto, gli dà quella pinzata, sai? E ti mettono la latteria proprio sul groppone. Ah, che meraviglia. Anzi, visto che magari stavo portando uno sportivo, se c'è una figliola che sta guardando sto video e vuole farmi sentire le proprie ciocce, c'è problemi. Arrivo ovunque, ragazzi. E bravo Prussi. Dai, dai, qualcosa ho mangiato a Sainz. Sono dietro di 2 secondi rispetto a te, imbarazzante. Ma no, ma no. Ma no, intanto vedo che già mi stai facendo rescindere il contratto. Prussia ha un contratto a vita. 5 secondi da te, neanche 2, 5 secondi. Stiamo correndo praticamente su due formule diverse. Questo è Formula 2, eh. Ma no, ripeto, sto sfruttando l'occasione. Allora c'ho una nuova strategia. Perché c'ho una gomma troppo usurata. Mi devo fermare tra il giro 16 e il giro 17. Giro 16, vai. Così presto ti fermi? C'ho la gomma messa male, dice. Valuta tu, devi valutare tu in base a come senti la macchina quando gira. Se la senti proprio che non sta più in pista, va. Se no, un giro in due in più, chiaramente è meglio. Me la sento che proprio va via, anche perché non l'ho trattata proprio benissimo, l'ammetto. Sarà dura ora difendere il quarto posto. In testa alla corsa, il Kuma. Al secondo posto, Norris. Numero 1 della Williams. Solo che è chiaro che non, sono diciamo, 3 secondi e 4 sto guadagnando, anche incredibile. Però basta un errore, quindi non puoi lasciarti neanche un secondo, Non purtroppo. abbassare la guardia mai e poi mai. No. Sono punti importanti questi, cazzo, la prima gara, eh. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Uff. In quanto giri te Kume, giusto per sapere? Adesso la media 1,23,9 circa, perché ho le gomme usuratissime. E 24 sto. Adesso spero ovviamente di non avere safety car, robe così, adesso è una gara regolare adesso per me. Così chiudi in prima e tranquillo. Eh. Chiaramente salvo errori o cagate comendiane che sono all'ordine. La gara, eh? Sì. Ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro, mi hanno detto. La gomma messa peggio è il 34%. Tu come ce l'hai? 39%. Un po' più usurata. Addirittura. Porca puttana. Tra un po' scoppia. No dai, per scoppiare che vuol dai. Quando portai appunto, quando provai via Sì? il gioco sulla Xbox, ce l'avevo all'80%. Ho detto, ma sì, un altro giro lo posso fare. Indovinate un po' com'è finita. Gomma schiantata. Allora, c'ho un altro giro. Ho raggiunto l'obiettivo, mi ha detto. Non so quale obiettivo, ma me lo faccio andare bene. Perfetto. Penso quello di distacco da Norris come obiettivo che io l'ho superato. Ma sarà? Cazzo, dai, almeno cerca di riportarmi un po' sotto a quest'altro. 3 secondi, dai. Che sono lontanissimo. Raga. Hai detto 19esimo te? Di giro? Sì, Adesso valuto, tra poco te lo dico. ok. Perché devo capire se più giri riesco a fare meglio è ovviamente.
come che mescolo hai messo dopo? Le hard. Vabbè, con quelli si arriva a fine gara. Sì, però più tardi vado, più dopo le fresche l'ultimo giro. C'è anche quello. Ah, brutto errore qua, cazzo, primo vero errore. Ma non avevi impostato due pit stop, mi sbaglio? No, no, una sosta, scherzi, no, vabbè, due no. Ma che cazzo ho visto a inizio gara? Mi sembrava di aver visto due pit. Ho detto, minchia, sono tanti. E allora mi sa che un altro giro me lo faccio anch'io. Ecco, adesso comincio a perdere tanto. 49% sull'anteriore. No, no, mi fermo al prossimo, non in questo. Quando si entra in box la batteria si ricarica un po'? Poco poco. Livello di batteria? Mio, Sì, 13%. 21%. L'ha messa proprio alla frusta la macchina, eh? Cioè, devo approfittare di sta cosa perché non mi aspettavo un ritmo così. Per quanto, ripeto, Melbourne è una gara favorevolissima. Ah, non mi rompere i coglioni, tornare ai box a questo giro, stronzo. Ferma il prossimo, ho deciso. Cazzo, anche perché se mi ferma ai 16 che fo? Più di... No, no, troppi giri restano da fare. Quindi vai al box al prossimo giro? Prossimo, sì, sì, entra i 17. Ok. Sto prendendo tanto anch'io però, 55 su una gomma, eh? 50 io. Che Dio me la mandi buona come... No dai, teoricamente sei proprio sfiga forare. Comunque qualcosa gli ho mangiato a Sainz, sono a 3 secondi ora. Bravo. Quanti secondi? Abbiamo 11 secondi di vantaggio. 2,7, dai cazzo, dai! 2,5, minchia! Ora qui però mi ha ripreso sul drittone. Te l'ho detto, sul drittone c'ha tutta un'altra macchina, c'è poco da fare, via. Magari sbaglio io l'impostazione perché comunque te stai andando, quindi... qui mi ha ripreso 2,9, Lecce, Ugo. Ma devi che prendere un po' di confidenza. Ok, io vado al prossimo, e non a questo, al prossimo, quindi vai tu Entro a adesso. questo. Entro a questo. Ok. In prossimità dei box. Entro. Perfetto, sono dentro. Cazzo, vorrei almeno arrivare sul podio. Adesso sto soffrendo tanto, sono un po' concentrato, scusate ragazzi, se no tanto c'è Prussia che parla, quindi sono tranquillo. Faccio da intrattenimento. Bravo Prussia, bravo. Dai, ora cazzo c'ho il treno di gomme nuovo. Adesso devi volare Prussia, pretendo il podio. Ci provo, Rick. Ma sì. Dare le gomme, Occhio, mamma mia. Qua ho rischiato un testacoda bruttissimo, Non mi fare queste cose. Dobbiamo portare a casa punti, se no il proprietario non ci paga lo stipendio. Ma la gomma al 60%. Se rischia esplosione. Box, box, box. Speriamo bene. Ci stiamo giocando Dentro? sì, la prima posizione. Ritirati Albone e Ajar. Norris rimane fuori, cazzo, ancora fuori Lando. Tanto più che ritarda, più
Più tempo perde con le gomme usurate, eh. Sì, non può arrivare fino alla fine, cazzo, anche se... No, direi proprio di no, cioè, non può farcela perché lui si è smarcato dal cambio gomme perché è partito con le hard e alle Ai medie. box anche con la Pinto, eh. Sì, ma non posso pensare che possa far più di 20 giri con le medie, o no? No, direi proprio di no. No, perché se no Io veramente intanto ho ripreso l'8º posto, eh. noi siamo su un quarto adesso. Che intervento! Mamma mia, che sorpasso all'interno! Roba incredibile, ragazzi! Mette la pinna fuori e prende il 7º posto. Mamma mia! Grande Prussia. E ora si va alla caccia del sesto, eh. Vieni, vieni, Frustalupi, vieni. Chiaramente adesso no safety car adesso, se no Lando me lo metto in quel posto. No safety. Perché temi la safety? Fammi capire. Perché se vai box con la safety car esce primo perché siamo tutti più lenti. Ok. Quindi in questo caso è un vantaggio per il pilota della McLaren. Tutti ai box, dai, teoricamente è andata. Rimane fuori ancora uno però, forse Sainz ancora fuori, pazzo Sainz. Se la rischia, Però le hard però può tenere di più, però è chiaro che perde tanto comunque. Sono in zona box io. Prussia è quinto. Ma qual è il colore preferito di Prussia? Il blu di Prussia. Ora... Il blu di Prussia. Attenzione, mamma mia, no, lo devo sorpassare. Tento l'attacco sull'esterno. Ho tirato giù la batteria. Mamma che staccata! Andiamoci a prendere questo... Che posto? Quarto? Sì, quarto posto. Andiamo! Grande Prussia, sei il nostro idolo. Bella così, bella così. Non ci posso credere. Un sorpasso che questo stronzo se lo ricorderà a vita. Poi merda mi ha chiuso proprio fino all'esterno. Perfetto. Brutto bastardo maledetto, cane, rognoso. E i terzi a 4 secondi. Ci vuole un miracolo per raggiungere Norris. L'importante è che mi sono ripreso il quarto posto, dai. Non avevo dubbi, Prussia. Attenzione, la vettura davanti a te è rientrata davanti a un cambio gomme? Quale vettura davanti a me? No. Norris. Norris è entrato ai box? Prima però. Fastest di veneziano. Fastest del Cume che vuole il primo successo, però stiamo calmi, ancora 8 giri. Sorpasso! Sorpasso proprio sul drittone. Ma sei terzo, cazzo. Terzo. Grandissimo. E ho la batteria ancora in ottime condizioni. Norris 6 secondi. Dai, però podio. Dai, speriamo di riuscire a reggere. Non sarà facile. Te lo dico. A una certa comincia a fare ostruzionismo di quello peso, vedrai. Ok. Sa, scappa qui. Aiuto. Lo so che mi rifila 6 secondi, lo so. Per me un terzo posto è più che soddisfacente. Vabbè, primi e terzi sarebbe un miracolo, eh. Sempre ammesso che la macchina regga, si intende. Chiaramente. Con un monte di roba rossa, Hibu. Speriamo bene. La benzina, sei messo bene con la benzina, tranquillo? Credo di sì, ora non posso guardare perché sono in un momento veloce. Ma direi di sì. Sì, sono tranquillo. È che mi sta mettendo pressione il tizio dietro. Lo sento proprio quel fiato. Sì. Stronzo. Vedo che siete vicini.
mi ricordo l'ultima serie di Formula 1 portata con qualcuno e con il mitologico Edward Van Elgen, grande, era un altro youtuber del gruppo con Saburo e il Piada, un grande cacchio, più sentito cazzo, aveva più di 50.000 iscritti, ha mollato tutto, più sentito cacchio. Peccato. Sì, Cazzo, era un proprio, canale così grosso che molla? proprio bravo, ma era uno che un studioso, università, tutto, probabilmente si è dedicato ad Ah, altro. ok. Un saluto ad Edward Van Helgen, grande. Ma l'hai messo nella tua master? No, perché non c'entrava poco col calcio, quindi non aveva senso, neanche saputo, cioè tanti non ci sono comunque, perché comunque lo zoccolo duro è nato anni e anni dopo diciamo, a quel gruppo là. Capito. Tu sei partito quando col canale? Che Sono anno? partito da quasi 2 anni, diciamo. Quindi sì, comunque sei vecchioccio, sei vecchiaccio anche tu come me, però hai Ho cominciato cominciato tardi, tardi. diciamo. Ho cominciato tardi, sì, sì. Sì, perché prima devi trombare, no? Solito Prussio. No, in realtà no, non era per quello. Purtroppo non era per quello, sono onesto, guarda. Ci sono tanti che dicono magari avevo le fighe, avevo quello, quell'altro. Io no. Ok. Io no. Te lo dico proprio onestamente, guarda. Potrei millantare di conquiste che non ho fatto, ma rimango umile. Ho dovuto sempre Ma lottare cosa ti per ha la patata spinto? Certo, ma cosa ti ha spinto ad entrare nel magico mondo di YouTube? di crearmi un canale dove potevo appunto farmi una sorta di video diario E quello, fatto ok, però ammettilo, quello è il tuo vero obiettivo. il mio vero obiettivo, bah, ho detto, mi garberebbe poi provare a No, trasformarlo in qualche cosa di tu più. vuoi big money per andare con le zavorrine, questo è il Beh, tuo... diciamo, no, sì, infatti, voglio diventare io la zavorrina di una bella topa e mi porta. Grazie. Beh, Non voglio neanche durar fatica per guidare se devo fare i soldi. certo. Comunque No, no, sai, insomma, devo comunque lasciarla andare, sono 2 anni, peccato però perché tu anche tu stra-appassionato, collezionista, Sì, 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 diciamo che hai sì. scelto un momento forse non... Sì, è chiaro che è più difficile adesso rispetto a anni fa, questo è scontato purtroppo, però chi se ne c'è, voglio dire, è una passione, alla fine è un divertimento. Vabbè, ma ti posso dire che io ho cominciato con un amico Culo Rosso che anche lui aveva un canale, l'ha aperto un paio di mesi prima di me e poi però ha mollato perché comunque con il lavoro e tutto non ce la faceva più a stargli dietro e appunto già avevo intenzione di cominciare. Poi lui mi disse guarda io lo apro il canale e allora decisi di aprirlo quasi insieme a lui. Certo. Diciamo che ho avuto questa spinta in più, mettiamola così, per cominciare. Perché non ero molto convinto all'inizio, Ma eh. come mai? Cos'era il dubbio? Ma il dubbio era di una cosa, ho detto vabbè, è molto inflazionato, ci vuole tanto tempo, poi io sono abbastanza perfezionista nelle cose, se non le L'ho faccio a modo notato, mio, l'ho notato. se non le faccio a modo mio e se non le faccio per bene, non le faccio proprio, ecco, e quindi ho detto ma chissà, magari poi ho poco tempo per giocare, una cosa o un'altra, e alla fine è diventato il mio nuovo modo di giocare. Quindi, Me la giochi ancora da solo. sì, 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 ho poco tempo, però quando ho quel poco tempo cerco di impiegarlo anche in giochi offline, diciamo. A parte ora che sto portando Resident Evil Requiem, diciamo, quindi è quello il mio gioco offline che sto portando sul canale e lo considero come il mio gioco offline, tra virgolette. Certo, chiaramente, ecco, sotto il video ci sarà il link del canale di Bruce e viceversa, nel canale di Bruce è Ovvio, il mio, ovvio, ovvio. per seguire la serie e sicuramente è una cosa che devo dire a tutti i miei iscritti, andate da Bruce 86. Ragazzi, è un canale veramente coi controcoglioni. Ci sto Quindi, provando, dai, nulla in confronto al tuo, dai, che te ma lo dico che, te, ma metti sono, tanta varietà e ma tante cose. figurati, cioè, in proporzione ai più ormai iscritti attivi di me, in proporzione, perché comunque io dipende dal gioco, dipende dal video, è mestruato il mio canale purtroppo. Vabbè, ma Eh, quello sai, dipende sempre anche da chi ti segue, per dire ora che ho lanciato il sondaggio per il prossimo contenuto, ho visto che i miei utenti hanno messo parecchi PES ma tu, anziché puntare su un contenuto nuovo, ma diciamo. tu purtroppo hai proprio la voce da PES, eh, cioè, è il tuo gioco, c'è poco da fare, cioè devi sfruttarlo bene perché secondo me è proprio il contenuto ormai già tuo distintivo, cioè è quello, prussione, PES, PRU, così. Chissà che non mi venga la voglia di fare le magliette del PRU in futuro. Beh, guarda, ma tutto è possibile. Comunque, ecco, mi piacerebbe tanto fare una coppa di Football Manager, la sto aspettando Ah, da sai che anni. risate.
Sai che Cioè, risate. sì, ma col database del 2001, con tutte le generazioni I di giocatori giocatori, sì, reali, sì, sì, ciao certo, Fiori. certo. Ciao. Cioè, Soprattutto magari quando mi soffi lo scudetto all'ultima giornata e venga a coltellarti a casa, ma quelli sono cioè, dettagli. cioè. Mi ricordo infatti un aneddoto, feci addirittura PC Calcio 7 con un amico, con un certo Ivan che è uno dei miei migliori amici di sempre, lo Salutiamo Ivan, saluto. grande Ivan. Ivan il Terribile. E una finale di Coppa UEFA Inter-Milan la vinsi 2-1 con il gol di Pirlo e Seedorf, se non mi sbaglio. Ma col Milan? Mi pare proprio di sì. Ora ho un po' la memoria annebbiata, ma mi sembra che io. Mi sembra che era il periodo che Pirlo e Seedorf giocavano all'Inter prima di andare al Milan. Ok. Se non ricordo male, non vorrei dire uno sfondone. Magari aiutami anche te, che Cioè, che sei anno è? allora. Che anno era? PC Calcio 7 era 97, 98-99? Però nessuno di... No, beh, sì, però come si dice, in quell'anno là nessuno di due, perché Sedorf era ancora al Real, credo, Ma a me nel sembra che era 90 già all'Inter, eh? nel 98-99 non mi pare di no. Sicuro? Mm. Devo riguardare il database, via. Comunque, insomma, mi ricordo c'era sto PC Calcio, magari si era andato avanti, non lo so, magari l'avevo comprato. So solo che c'era la finale di Coppa UEFA, Derby d'Italia. No, scusami, Derby sentitissimo Di di Milano? Milano. E appunto vinsi 2-1 e quella partita me la porto nel cuore tutte le volte che lo vedo, lo infamo. Ecco, Io, ti ricordi un po' quella coppa che ti ho alzato nel viso? Vaffanculo, vai. ecco. Aiuto, sto un po' sudando gli ultimi giri, eh? Sì, fa una fatica. Io purtroppo più del quarto posto non riesco a ottenere. Ma come quarto? Il terzo? No, Sainz m'ha sverniciato. Porca miseria, peccato Prussione, che peccato. Esco dal podio. Zona punti per me. Beh, sarebbe bello cominciare così perché dopo arrivano le gare dure, Fiori. Vabbè, in Arabia veramente se non mi ritiro arrivo quindicesimo, eh. Devo sperare proprio nella gara. Sì, sì, faccio un po' Non ti cagare in garba, Arabia. eh? No, no, faccio schifo. Nei circuiti nuovi faccio cagare. Io voglio vedere il Gran Premio di Monaco. Mamma mia. Cosa Io cazzo succederà? Ciao, ci ritiriamo entrambi, secondo me. Sì, 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 sì. Io punto il pilota più forte della stagione e lo butto fuori subito, e meno. Perfetto. Questo è il Mi plus che rendo utile. voglio. Mi rendo utile. Questo è Per il la plus. house. 2 giri alla fine. C'è una tensione incredibile nel Sta muretto testa Ferrari. nuda. C'ho Verstappen a 1 secondo e 4. C'è una tensione senza senso. Sì, 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 sì. Assolutamente. Dai, cazzo, il quarto posto lo devo difendere. No, perché arrivare, cioè, già così tanti punti non me l'aspettavo, Come dice il buon sinceramente. Steve Stifler, non l'hai messo dentro finché non l'hai messo dentro. Grande American Fan. Quindi esultiamo solo quando tagliamo il traguardo. Comunque avevamo la stessa età praticamente le Prussia, quindi... Più Mm. o meno sì. 2 anni, dai. Sì, sì, sì. Sono i 40 quest'anno, eh? Infatti, sto preparando una mega orgia per festeggiare il mio 40°, sì, sì. Davvero? No, 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 sto scherzando. Cioè, conoscendo Prussia, cioè, non è impossibile. Chissà, sto scherzando o sto dicendo il vero? Lo scopriremo Beh, alle però prossime comunque festone, in puntate. che cosa fai gli anni? 29 maggio. Ah, come tutti quanti i porno devi, come tutti... Ok. Tra l'altro faccio gli anni lo stesso giorno di un altro follower, quindi che spero stia seguendo Ma la chi è? serie. È dottorale che ho visto anche l'altro giorno e lo saluto. Ma è un tuo iscritto? Non ho capito. Sì, 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 è un mio iscritto che ho conosciuto dal vivo. Ah, lo saluto Sì, anch'io sì, allora. Ciao, bello. sì, sì, sì. Non ce la fa, no, non posso perdere il quarto posto proprio ora, mi dispiace. Tanto, Ora comincia la guerra. C'è la bagarre, minchia mi sta pressando a bestia, oh. chi Verstappen Sì. sta maturando un successo incredibile per la Ferrari, la prima gara. Successo inaspettato. Questo veneziano sta già dimostrando Ma, cose importanti. sì, subito segnali importanti per la classifica, eh.
È chiaro che la strada è lunga, non siamo la miglior macchina, il Kuma non è sicuramente il miglior pilota, però questo è un segnale importante, mancano poche curve ormai. Dai, ci sei, Come. La torsida Ferrari è qua è in festa. Ma svernicia anche Verstappen, porca miseria. Penultima curva. Ultima curva, poi rettilineo, signori. Zitto. C'è una notte incredibile per questo Vittoria, quarto posto. vittoria per la Ferrari. Veneziano porta a casa i primi punti importanti. Mamma mia che sorpasso in curva, anche se gli ho tirato una leggera botta. Grande Mamma Prussia. mia. Secondo Norris. Grandissimo. Dai, chiudi. Giù batteria. Vediamo Andiamoci a prendere Prussia, sto eccolo quarto qua. posto. Ecco Andiamoci a prendere, Prussia. mamma mia. Ci pensavo ancora a Eccolo questo qua. quarto posto. Che Eccolo. sorpasso. Eccolo Prussia. Sì, ho giocato un po' sporco, però non potevo lasciarlo andare così. Va bene Prussia, va bene Prussia. Assolutamente. Va bene Prussia, noi ti vogliamo bene per questo. Pilota del giorno Max Verstappen che si è fatto superare in questa maniera. No, questo non l'appoggio, assolutamente. Vergogna, Non vergogna. vince la gara neanche considerato. Grande vittoria, primi e quarti ragazzi, che inizio per la Ferrari, che inizio. Tanta roba davvero, complimenti. Sì, non me l'aspettavo sinceramente. Visto quando tutti si alza con piedi, dice sì, sono io il proprietario, leccatemi le palle, Sì, vai. sì. Ragazzi, successo incredibile, sinceramente non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Come arriva? Oh. Guardalo. Primo, subito, coppa e vai. Bella gara, dai, Come. Sì, è andata bene, cacchio. Una Io bella prima. Me la so vista veramente brutta quando È mi ha chiaro passato che Verstappen. questa non è la regola, ragazzi. So già che cioè, il mondiale è quasi impossibile il primo anno, secondo me. Ma chissà, i sogni sono fatti per essere coltivati. Mamma mia, dopo questa frase mi sono eccitato. Hai ragione, Andrea. Sì. Hai ragione. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Eccola qua la Forse c'è la sprint classifica. alla prossima, se non mi Eccola sbaglio. qua. Cosa c'è? C'è la sprint alla prossima. Può essere, sì. Anche il miglior tempo, cazzo, quindi anche il fastest mi sono pigliato. Bene. Cioè, ho corso in più 25. Cazzo. La classifica è bellissima, dopo una gara. Sì. E la Sei primo. costruttori è Quanto meravigliosa. basta? Quanto basta? Molto bene. Raga, la prima gara è andata. Un Direi saluto normale. dal Cumendone veneziano e dal... E dal vostro Flussi 86. Adesso al contrario, visto che registri anche te. Vai. Ragazzi, dopo questa prima gara che mi ha visto soffrire tantissimo, vi saluto dal vostro Flussi 86. E non mi ricordo come mi chiamo. Ah sì, il Comenda veneziano. Ciao ragazzi. È stato bello. Ciao ragazzi. Ciao raga.